Buonasera a tutti, visiti voi, tenevela de oggi, die 26 de Lampata, Duamizza e 20 Kimbe. Bene, al suo solito, dai via Salvemine numero 1 che saremo stamattina dai vizi TV. Ite Novas. Bene, e damos un'occhiata su quello, che non è scambiato granché da ieri, si presenta de voi, si presenta sta libero, che ne è per una nughetta, qualche cosa di trasparente, basta, ma pacca roba. Non so, idee, so, un attimino, no, ecco qua, so, lo stravallo, so le prendo tutte le die, 36 gradi, temperatura massima 22, temperatura minima. Grasa 34 gradi, temperatura massima, che 9 minima, so le prendo tutto le die. Il scritto richiede battapito 2 eventos, in vizi battapito, Sauchina di Santo Giovanni e poi viene la presentazione del suo libro Costúmenes. Vediamo qualche cosa del satiro, io un po' in fuori no, a Pacudita, tutto canto, ma ecco, per Maria Chirco che si spiegano l'esperienza sua in merito a suoi costumi, come che hanno lo esponiano, poi è stato insomma intervento su coro Montalbo de Siniscola, che poi veste Carzedda che ha spiegato metavene, costumano veramente una cosa beneata, cioè bene impostata, che in parola semplice e che in puntualità te lo pare sa scosa sa chi presenta io attaccando con uno schiato ad un particolare data cioè, viene da escorso storico o come è scapitato, chi ha fatto questa variazione del suo costume. Insomma, è aperto uno dibattito che non è semplice, insomma, ecco. Il costume deve essere conservativo, cioè una cosa che torna da su connoto, poi da quell'epoca, epoca del su connoto, dai, come non l'avete spiegato bene, Garzedda, il costume non è stato sempre gai, a secondo delle novità che viene sul mercato del tessito, insomma, del spannolo e del decoro del spannolo, il costume ne cambia attaccato insieme, chiaramente che il cagliade era un costume che la era distinta da essa altre, retano baggiunghiata, sovrannizzato, che appunto terziopelo cramato, ma è in visti cramato vernizzato, che avete un tipo di velluto metalucente, so scolore tanto da pare quasi pintato, e cioè vernizzato. E comunque abbiamo scoperto che il costume quindi è stata una cosa sempre in evoluzione, ecco, quindi bestia Zarreio, che è stato vino a Zeresero tra me e l'assessore, che si deve firmare dei goi, cioè da Tamus 2025, da come in poi il costume resta sempre gai, cioè lo fossilizziamo, praticamente non si può poi sviluppare e quindi diventa una estimenta del costume ti caglionare quasi una mascaratura a tipo un mammutone resta gai e ma viene su mammutone perché variazione da un tanto bestia, oppure il costume di Arlecchino, o di una maschera, calesiate, insomma, oppure bel galo, la possibilità che una che è una emina o un uomo che esce in suo costume
costume si che in qualche maniera distinguere e aggiungono qualche cosa, i tennisco, i sos adornos, per esempio, sos oros, oppure i tennisco in un particolare, i su brussu, i su de sa camisa, o i tennisco, i sorulu de sas fracas, de somine, non nisco, est un arreio, non custu de sichire, de sicuru ca si tratta de decidere si appunto questa cosa est un reperto archeologico, namus, cioè qualche cosa de lasciare vivo sul tempo, certo una navicella del suo periodo neuralgico non ne produchiamo sposo e comunque non resta ferma, insomma, però il costume è una cosa che si usa a gallo, sì, magari non è che possono si uso che sia chi ha prima, ma poi uso diverso, insomma, cioè è un arreio di maniera da innanzi, è stata affrontata di zero, un arreio difficile e non bisogna sparare, non sono conta una meta. Andiamo, ecco, io che appunto questo su coro Montalbo che hanno cantato una canzone Nanne Domeo che intanto sbagliano come testo, cioè, il testo o canna è data Nanne Domeo, su Monergai, Assi Cutterata non torna mai, e invece va a aggiungere Assi Cutterata e non torna mai. È come chi assicutera è un verbo, cioè adesso il verbo assicuterare, assicuterata, tipo per esempio passata e non torna mai, ma non è un verbo assicuterata è una interlocuzione, cioè è un'affermazione, e cioè così com'era non torna più, non è così com'era e non torna più, no, non è legai, sul testo su poeta è assicuterata non torna mai, magari po' questione di esecuzione vocale, basta che risposta è, però questo è sbagliato, tanto questo caglionare che hanno dimandato a qualche piscineggio, o appunto, hanno demandato, ma assicuterata, ah no, è la lingua di un altro paese, ha risposto, oh, vabbè, che il latino, ma comunque io penso che nel senso di un coro devono scrivere che non è un verbo, ma è una locuzione latina, quindi assicuterata non torna mai e non assicuterata e non torna mai, che non è un testo giusto. Poi sul resto hanno cantato benissimo, metà bravo, eccezionale, se dobbiamo andare, ma lo potete ascoltare questa registrazione del Visti TV. Andiamo poi a sa Uchina de Santo Ioanne, sente meta, veramente meta, sente, basta accudito, insomma, io ero arrivato per una riunione politica dopo che la Uchina è già morta, ma mi hanno dato che mi mandano su il matto, però insomma, poi giusto in tempo, fa che scarichi fotografia, e come le servidenne, baiata, abbia, sente meta, poi bolla pubblico trotto quella pubblica, insomma, è stato ed è lontano un evento meta importante. Come evento importante sono la laurea, ecco, vamos, sono laureata nuova, Federica Tino, ufficio della Giuliano, laurea in ingegneria in Olanda, dal mezzo laurea, del bonus profetto, del mezzo avanzamento, a Federica, brava Federica, brava. Come bravo so del suo tenore mi allino Pira che sono in Giappone e non bevamo in trattura in Giappone che appunto Battavina sono un tenore che canta a Savisichesa insomma Mannino che questo tipo di cantare di cultura appunto espressa dai sostenore ha fatto lo giusto successo, insomma, fino a Zainati, lui è venuto in America, che canta da tenore è pura, sa, insomma,
È una manera di cantare eccezionale, non pronuda, è patrimonio impersonale e patrimonio appunto dell'UNESCO. Bene, e quindi andiamo ad innanzi, che un'altra cosa importante, per esempio, la poesia, bene, già hai pubblicato, ho trovato che in Facoco hai scritto 3 libri, insomma, in nome della poesia, la basta considerazione, e poi vi assicuro che questa viene una brava a Massaia, a Kennes, a Gruglione, e quello ha manteso, insomma, tutto su chi ha imparato da giovane in bici. In Facoca ha dato una testata di partecipazione a un premio molto importante di poesia Dantebus Firenze-Roma, testata di partecipazione al concorso nazionale di poesia Dantebus. Ninfa Cocu. Complimenti Ninfa, non ha voluto testo di questa poesia, ma questa è una poesia di carattere religioso, essendo Ninfa meta religiosa. Commenta de Gabale, este è un spot che ha visto e che Boschello va a chiedere di un vino di Sichesu, Matteo, oh, ecco qua, lasciamo partire. Poniamolo già ok. Questo è un video, un spot pubblicitario di Matteo Pala, Metta Bravo in Terrior, in un presenta tante attività che si hanno in agricoltura, bravissimo, ma vi nascosto video dei no che sta Metta Bravo. Nessuno si aspetta che questo della scientifica, che il cane, anche in un'indagine poi scrive che è su vino che è stato insomma, ha subito una tentata, ha subito uno danno. Ecco qua che tutto viene impostato, già se cominciano a vedere questa ampulla da chi diventa un soggetto e chi non capisce di scientifica che è impiegata lo risultato già comincia a si presentare il vino, il suo simbolo, ecco questo è il suo simbolo del suo vino che si presenta tutto viene studiato, ecco già un'ampolla che stiamo già caleste su vino. Ecco qua, le due ampolle sono due vino importanti di questa ditta che poi è appunto la ditta Pala, infatti sino che per indagine queste e chi è suo responsabile, no? Che poi riconosciamo finalmente in questa fotografia chi è mostrata cercando l'assassino, insomma, o il produttore, menzioniamo del suo vino. Chi è il produttore di questo vino? Gli scientifici fanno un'indagine e poi li scopriamo da essa impronta digitale, da essa pubblicata digitale. Ecco qua, sul vino est appunto Matteo Pala. Bene, bravo Matteo, ecco qua. Segni di terra, benissimo. Bene, andiamo da innanzi, diamo de attero ed è preciso arrivare, diamo un avviso pubblico a segno di natalità anno 2025, Comune di Bitti, Ufficio Servizi Sociali. La legge, avviso pubblico, approvato con determinazione del responsabile del servizio socioculturale, presentazione delle domande dalla data di pubblicazione del bando al
31/07/2025 e va tempo vinasa a tutto su mese di triurasa per domande di rinnovo e poi di mannasa novas invece vinasa a su 09/01/2026 ore 13 tutto quest'anno insomma. Responsabile del servizio socioculturale in coerenza con gli obiettivi di incentivare la residenza e la natalità nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma, eccetera, eccetera, rende noto che appunto bisogna presentare al dimanda però sul contributo in questo senso. Bene, a segno di natalità. Andiamo da innanzi e fai da modelati, che va a essere una bella iniziativa là, come. Ecco qua, Endurance Sardegna. Quarta tappa, trofeo ASVI Endurance Giovanni Cavalli. Quinta tappa, Coppa Sardegna, categoria CEN B, CEN A, debuttanti U14, Parco di Tepilora, Bitti NU 29 giugno 2025. Itebamos noi in questa occasione, bene veste lo simbolo sopra chi è promuovendo questa cosa, Caderisi dei vizi. Poi chi sul sostegno della regione, del circolo di piccoli nibari, De Pilora, Zacco, Rucconi, eccetera, eccetera. E dimolo come è organizzato, allora programma domenica 29 giugno, CENBI, CENA, debuttanti U14, programma. Ore 7, apertura segreteria, 7:30 inizio visite veterinarie, 8 partenza categoria CEN B, 8:15 partenza categoria CEN A seguire le altre categorie di regolarità, quindi garas di regolarità, mi pare di comprendere, non è spiegato, metta bene, ma poi magari mi lo va a spiegare. Presidente di giuria, nomina FISE, delegato tecnico, giudice, poi bilancio veterinario, segretario di gara, medico di servizio Daniela Doneddu, ambulanza di servizio, maniscalco, rilevazione tempi, responsabile percorso. Allora, le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito www.endurance.it entro il 26/06/2025, quindi entro le ore, praticamente mi l'hanno mandato in ritardo questa cosa, vabbè, evidentemente non pensai a essere stato importante dello dare a BCTV. Per eventuali richieste sull'ordine di partenza, contattare la segreteria 392 151 70 00 o alla mail lel739.gmail.com. Quote di iscrizione: CENB 70 euro, CENA 60 euro, debuttanti 50 euro. Allora, tutte le categorie si svolgeranno secondo il regolamento delle gare di Endurance FIS in vigore. Il comitato organizzatore, sentito il presidente di giuria, si riserva di apportare eventuali modifiche al presente programma per un migliore svolgimento della manifestazione. Il comitato organizzatore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o danneggiamenti
i trattamenti veterinari a carico del responsabile. Si tratta lo cricamolo l'endurance, le competizioni con natura ed un a seconda delle categorie. I cavalli indicati per questo sport sono gli arabi o gli anglo-arabi, sardi, francesi o spagnoli. Quindi è una gara non di corsa, ma appunto di resistenza a del percorso, no? Che ha un determinato numero di chilometri. Bene, andiamo da innanzi, va bene, ho messo la copertina, come... Ah, ecco qua, anello blu 27 km, anello rosso 22 km, anello bianco 10 km, quindi questo non so percorso, come ho schimo dei si tratta, magari andai pure spiegato, endurance Sardegna, duratura praticamente, endurance, resistenza al lungo. Andiamo alla gara da innanzi, vamos tantas cose, vamos, 4 luglio 2025, sito archeologico romanzeso dalle ore 20:30, il cielo degli antichi, archeoastronomia della Sardegna preistorica. A proposito, prima hai dato del suo libro Costumenes, ecco, è un libro molto interessante, scritto da una studiosa di Orone, che non mi ammento come il nome, che Luccheret, insomma, lui è la cooperativa a Tepilora, insomma, non Tepilora, cooperativa, vabbè, eh, vabbè, vabbè, Ugito da Conca, quindi Istelai, cooperativa Istelai, scusate, cooperativa Istelai, e tocca di telefonare a questa cooperativa Istelai, a Graziella, o insomma il numero sono 333 32 11 346, oppure 333 23 71 759. E su Mattesi, a questo Mattesi numero tocca di telefonare, però chi chiedete prenotare o informazioni può partecipare a questo bel evento. Chi è articolato in questa maniera, 20:30 conferenza Il cielo degli antichi, 21:30 osservazione ai telescopi, racconti tra miti e astronomia. Andiamo a Gallo, vamos tantas cosas, en bici, questo este su 29, la esta de Santa Lucia, 28 Zambenes e Cordara, su 29 missa e pranzo, la missa este a mezzodì e su pranzo a sa una. E Gallus e Chimolo, questa è Spocrasa, prigioniera del mio nome, un libro che è presentato, edizione maestrale, è presentato in collaborazione con la parrocchia la Santo Iugli ed su Salvatore, presentato da Riccardo Devoto e Michele Tatti. Vedete un'introduzione di Don Tottoni, poi coordinata da Marileno Ronesu e arregano a chi sono autores, che appunto Diego Carlo, che l'autore sono Riccardo Devoto e Michele Tatti, Diego Carlo e Don Francesco Mariani. Questo che Napoli 27 a sa 7 de Ortelie. Bene, andiamo da innanzi e facciamo de Pariglias. A Spariglia sono in Luvra, di Echimbe, insomma, vanno a essere presenti lo sparigliere, Parigliese dei Luvra, Ovorda, Padria, Fonne, Castiadas e Ittiri. Bonne hanno scritto, no, che vabbè, veramente il Fonne, ma non sono le scritte Salim Basard, uno della Masetta, ta maniera sua, la Masetta, cioè esimuso veramente. 1 milione e chi invecchienta mizza linguista in Sardegna. E comunque il programma este che mesa
de Manzano, Salone Moreddu, dibattito. Poi questo dibattito è sviluppato su caddu, è scritto che sa K, D, H, U, vabbè, in si storia sarda e sol, sal Valentia a caddu in Sardegna. Su Kimbe del Zero, Pariglia appunto del Custoso, Lugolo, Padria, Fonne, Castiata in Santo Nicola e poi Chena dopo la Pariglia, sempre in Santo Nicola, Chimballo e Cantolo a Sonette. Va bene. Andiamo da innanzi, arriviamo sul giornale, senologia e percorso antitumori. All'ASL arrivano altri 2 oncologi. Meno male. Cioè, durante Francisco, l'ispirare durante Francisco, este a Fortini appunto, che ne va arrivare tra il dottore del commissario straordinario Zuccarelli, potenzieremo il servizio. Ne siamo contenti. I medici pensionati non bastano. Carenze gravi, sistema al collasso. Sono 393 i medici di base che mancano. Cagliari ve ne manca 108, Sulcis 21, Mediocampidano 20 Battolo, Oristano, Chimbanta, Ogliasta 8, Nuoro, Chimbantotto, Gallura, Chimbantuno, Sassari 60 Chimbe. I camici bianchi protestano, la legge regionale non risolve nulla. Tutto miracoloso, anche la rivoluzione copernicana sul vettore sanitario, ma pare che poi dopo una rivoluzione cancella satira e non rivoluziona nulla. Andiamo da innanzi, M5 Stelle, si rischia la fuga dei veterani, no, che i danni. Adesso il dottore, no, adesso scusate, il terzo mandato, ma la chiusura anticipata della legislatura potrebbe salvare i consiglieri anziani, cioè praticamente chi hanno appellato contro lo assessore, cioè contro lo consigliere chi ha vita, come non diventato l'anziano Sissoso, e sul problema si torna a ponere, come deve decadere, non potendisi più scandidare. E quindi come no, hanno cambiato idea, prima lo sa che Ruger che viene può due alla legislatura, come bisogna Issoso, può due alla legislatura, ma vedi anche restare che ha un posto a Colle Sacratea. 3 milioni per nuove consulenze, scoppia la polemica. Questa consulenza gli iscritti della via sono metà ammasettata. L'opposizione narrata, Todde ritiri la delibera. La giunta narrata dal centrodestra solo strumentalizzazioni. No, che questo è il gioco delle parti, il teatrino è sempre gay, insomma. La sostanza adesso arreglano, restano sommatessi, solo che cambiano il ruolo. Consulenze per quasi 3 milioni, 2 milioni 873 mila euro suddivisi in 3 anni. Sono quelle pianificate dalla Giunta regionale con una delibera dello scorso 18 giugno. Un settore che prima aveva un limite, non si potevano superare i 436 mila euro l'anno, aumentati a 540 nel 2021, ora non c'è più un tetto e l'esecutivo di Alessandra Todde programma una spesa di oltre 873 mila euro per l'anno in corso e 1 milione per ciascuno degli anni successivi, quindi pensate quanta sprebenda bisogna in gioco. E invece in gioco siamo stato canto noi, che Picchetto Frattini ha mandato un'ultima intimidazione a sos comunes in un sono stato localizzato appunto il loco in un potere sbraicare su un deposito unico per sasi scuole nucleare. E li hanno dato che esistono, non si candidano alla graduatura verso l'autocandidatura este a zero, cioè non si batte autocandidato nessuna e quindi come questa è l'ultima borsatura. Picchetto Frattini, le scorie, gli enti locali si facciano avanti oppure decidiamo noi. Hanno sempre deciso ISO, certo, ma intanto nessuno non basta
senza che è andata a si candidare a fare su kamikaze, insomma. E purtroppo però in questo gioco noi siamo sinto, noi sardo, che batta tanto sito che sono stato in suppa del Kim Bantuno, sito individuato, praticamente mi pare due che una cosa come non ho in mente bene, in Sardegna sono mi pare che due, ma sono otto comuni interessati, però lo sito individuato sono due. Gli enti locali battano un colpo, in caso contrario decidiamo noi, e questo è il messaggio lanciato ieri alla Camera dal ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Frattini a proposito del percorso che porterebbe tra 14 anni alla realizzazione di uno dei più grandi depositi di rifiuti radioattivi in luoghi ancora da definire. In Sardegna sono 14, ecco 14 che mi sono sbagliato, i comuni interessati che insistono sulle 8 zone considerate idonee, cioè basta 8 zone ma riguarda 14 comuni. Ieri in commissione ambiente il ministro ha spiegato di essere in attesa della valutazione ambientale strategica per approvare la Carta nazionale delle aree. Se tutto questo percorso già può calcolato dal data, deve finire praticamente su 27 o 28 su mese di agosto, cioè in questa data si significa l'estesa graduatoria e in un ben imposto in ordine dei idoneità, lo sito individuato da Sassogen, insomma l'agenzia che esiste interessata di questa cosa. Quindi per noi è sempre la solita spada di Damocle che la yuchimo in conca e noi schimo non che ruvetta sopra, oppure no. Andiamo da innanzi e in che siamo danni di politica internazionale, scusate se in che è scapitati in questo articolo deve essere il numero basso, invece la proposta numero 2, no? Ford come Hiroshima, il raid ha chiuso la guerra. Ford è praticamente se lo che non vi so arricchitore di uranio dell'Iran. Arricchitore che a quanto pare sono arrivato all'incirca sul 70% di arricchimento e la bomba sono sul 90%. Guardate bene che la centrale elettrica sono arricchita su battola su 15% uranio, quindi è chiaro che l'Iran si resta arricchita sul 70%. Noi di certo può anche spapassino, ma sicuramente può arrivare a questa bomba atomica. Beh, il ragionamento è scusto, chi è bassa bomba atomica conta, chi è non bilata non conta, solo che gli schimos che saranno in mano a una mistura di leggi, insomma, la legge religiosa vale di più della legge laica, e vado all'esercito, uno religioso e uno del Stato, e quindi sono loro con un paccheggio particolare. Un outsider candidato a New York, ha battuto l'ex governatore Andrej Cuomo, cioè è praticamente Zoran Mandami sbanca alle primarie di New York. L'outsider socialista di 33 anni batte l'ex governatore Andrej Cuomo e conquista la nomination a sindaco della Grande Mela. La sua schiacciante vittoria è un colpo all'establishment del Partito Democratico, alla ricerca di un'anima dopo la vittoria di Donald Trump e segnala la volontà degli elettori di voltare pagina e guardare avanti con nuove generazioni di politici. Non vedosi l'aspettare, un ex rapper ha la vita il suo vantaggio grazie al patto siglato con l'altro candidato Brad Lander è talmente ampio che Cuomo ha ammesso la sua sconfitta. Non è stata la nostra serata,
è stata quella di Mandani, di origine, mi pare che siete, insomma, della razza Medio Oriente, però non ho in mente caldo. A Bruxelles traballa l'alleanza Ursula, tensioni tra i partiti sul Green Deal, su la questione dell'energia alternativa come se demonizzata da tantos e quindi questa cosa è arrivata a ponere in crisi la maggioranza che esprimiti a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. Andiamo da innanzi e vediamo il commercio via gli aiuti per le imprese, che abbiamo stato in Sardegna, contributi in conto capitale, stanziati 35 milioni, premi per chi assume nuovi dipendenti. La regione riceve 1274 domande da tutta l'isola, liquidate le prime pratiche, cioè è un aiuto su commercio importante chi è stessa condizione che rientra nei suoi parametri a casa di manna chieste un aiuto importante. Cooperativa è il motore dello sviluppo, bene questa è una cosa che non ha che piacere. A Oristano la prima giornata del festival del settore promosso da Lega Coop. Dall'agricoltura alla gestione dei siti culturali, fatturato da 1,3 miliardi. Pure in Bizziba, cooperativa, appunto chi gestione il sito culturale, cooperativa Tepilona, Tepilona Estelai, scusate. Natalità, isola ultima in Italia, il bonus bebè non bastano, tocca era l'incentivo nei prossimi 60 anni 33 piccoli comuni rischiano una realtà stabili, cioè non tenne in qualche maniera da intervenire pro salvare appunto o costringere che sono appunto a scomparire insomma. Consulenze 3 milioni per 3 anni, le opposizioni ritirate la delibera. La giunta replica non ci sono spese nuove, solo più trasparenza. Decadenza, oggi la giunta straordinaria, cioè la monato purueresi che torna anche un altro ricorso, insomma, sarà adottato il provvedimento per il nuovo ricorso alla Corte Costituzionale. Cioè praticamente se non si è giunta per dare su via a questa cosa. Dermatite bovina, appello alla Regione, le organizzazioni agricole vogliono un tavolo permanente con l'assessorato, cioè la dermatite bovina è preoccupante bella tutto che pare che appena è scoperto un altro focolaio. Allora, la Sardegna continua a bruciare, danni nei boschi e nelle aziende. Più di 20 gli interventi da nord a sud dell'isola, in volo elicotteri e Canadair, diversi roghi partiti in contemporanea, a tarda sera ancora dura lotta con il fuoco. Cioè, chiaramente bisogna sempre scusto delle atto, lo va e lo firma, purtroppo non è facile a lo firmare. Tortura, Naidamusu del Salvoscenco, Salvini vuole alleggerire il reato. Il vice premier punta a ridurre i casi per aiutare la penitenziaria, cioè praticamente anche rimanere che polizia penitenziaria porta a massucare lo galiotto, uno pa quel pruso che ne chi viene inquisito. Scoppia la polemica dopo la proposta del vice premier, il leader della Lega Matteo Salvini, di rivedere, circoscrivere e precisare il reato di tortura per permettere alla penitenziaria di fare il proprio lavoro. Cioè, il proprio lavoro siete torturatori, è assolutamente da fare, da
fare e chi non ha, non, e chi se non la lega lo può fare, sottolinea il vicepresidente nel corso della presentazione alla Camera del Dipartimento regionale carceri e polizia penitenziaria, la proposta del partito. E in tribuna scintille con Roberto Saviano. Matteo Salvini è stato ascoltato dal giudice del Tribunale di Roma come parte offesa nel processo per diffamazione a carico dello scrittore Roberto Saviano. Il procedimento giudiziario nasce da un post pubblicato sui social nel giugno 2018 in cui definiva Salvini ministro della malavita, riprendendo un'espressione coniata da Cattaneo Salvemini per denunciare il legame tra politica e criminalità. Al centro della vicenda una querela presentata da Salvini. Scusate, la fotografia non è veneata, all'epoca ministro dell'interno. Vabbè, io sono ubriaco e mi sono processo. Terminamos dopo 41 minutos, ho costruito una novela de hoy, è troppo lungo, ma vaya tantas cosas de narrar. Terminamos che si siga la tancatura e nos damos l'appuntamento no a casa non è possibile, che deve andare a un loco a 9:30 di manzana e quindi proprio a sora di bestie di tenore. Bene, a mezzo dire di buon a tutto dai Bisti TV. Adios e mezzo da casa.